Buon di sabato pomeriggio, benvenuti sugli schermi di Cusano Italia TV 264 del Digitale Terrestre. Siamo qui per questa quinta puntata. Tante rubriche, le solite, ma con ospiti diversi, e soprattutto la gara canora, la vetrina canora di Io Canto Per. E vado subito dal mio compagno di viaggio Gianni Marsili. Io Canto Per. Eccoci Gio, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, sono contenta perché siamo tutti belli contenti oggi, perché la settimana scorsa abbiamo avuto un televoto eccezionale, vero. Speriamo cresca sempre di più, questo ci fa molto piacere, le richieste dei cantanti per partecipare alla nostra, tua rubrica Io Canto Per, ti abbiamo messo a lavorare perché so che tutte le settimane stai facendo un lavoro importante. Un lavoro importante perché questi giovani che mi stanno meravigliando in quanto finalmente sono rientrati i cantatori, scrivono, oltre che ad essere dei musicisti, sono anche pensanti. Scrivono già in giovane età. Scrivono in giovane età e devo dire che i concetti sono importanti, quindi non siamo più al caramelle o cose leggere, ma bensì abbiamo dei contenuti che io chiaramente sottolineo e sono quelli che io prediligo in qualche modo. E quindi anche questa settimana abbiamo delle piccole sorprese, piccole perché sono giovani, che Dio li benedica, e quindi avranno tutto un futuro davanti a loro fatto di sacrifici, perché questo mondo dello spettacolo, dietro le quinte, Diciamolo, è un mondo di sacrifici. Soprattutto non ci sono orari, no? No, né orari né bandiere, né soldi. direbbe Fabrizio D'Andrea. Né orari né bandiere né soldi. Bene, noi vi do il numero del televoto, anche se forse insomma non sarebbe il caso darlo, ma io ve lo do per farvi, come dire, in qualche modo organizzare, perché il televoto partirà subito dopo l'esibizione del quarto concorrente. Il numero è 342 627 5717, ma il televoto partirà subito, ripeto, dopo l'esibizione del quarto concorrente. Mi raccomando, vanno scritti i codici, non telefonate, non nomi. Tutto quello che arriva prima del quarto concorrente noi non lo prendiamo in considerazione. Dunque partiamo con il primo concorrente con il codice 01 con la canzone Ali Spezzate, Depp. Io canto per. Ho camminato tanto per arrivare fino a qui. Spesso mi sono perso, forse perché sono diverso da te. Quanti non nascosti dietro ad uno stupido sì. Poi ho capito che non aveva più senso continuare a perdere del tempo con te. Ma adesso che mi sento pronto, metto da parte tutto ciò che è stato. Adesso io non posso fermare questo mio oscuro lato. Ma quante volte non ho fatto mai quello che volevo solo per i miei fottuti complessi, troppi guai. Ho sempre scelto te per far star bene noi, vivere in un complesso di inferiorità, maledetta insicurezza che non mi fa volare nel cielo in libertà, ali spezzate dalle mie fragilità. Ho sognato di scappare da tutto lontano da qui. Per troppo tempo ho gridato in silenzio, nascondendo dietro ad un sorriso il vuoto dentro. Ho chiesto aiuto a chi non sa aiutare. Ho camminato la notte non sapendo dove andare, ma poi ho incontrato te, qualcosa è cambiato. Dalle paure più profonde tu mi hai liberato. Ma quante volte non ho fatto mai quello che volevo solo per i miei fottuti complessi, troppi guai. Ho
sempre scelto te per far star bene noi. Vivere in un complesso di inferiorità, maledetta insicurezza che non mi fa volare nel cielo in libertà, ali spezzate dalle mie fragilità. Ma ora devo curare ferite sotto la pelle, che ora no, non fanno più male. Ad occhi aperti voglio sognare, adesso che so chi sono, ora che ho capito cosa voglio, indietro non voglio più tornare, grazie a te ho imparato a volare. Ma quante volte non ho fatto mai quello che volevo solo per i miei fottuti complessi, troppi guai. Ho sempre scelto te per far star bene noi. Vivere in un complesso di inferiorità, maledetta insicurezza che mi fa volare nel cielo in libertà, ali curate dalle mie fragilità. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ali curate dalle mie fragilità. Ali spezzate, Def, grazie, accomodati pure. E andiamo con il codice 02 con Agosto, canta Eterna. Eccoti. Io canto per non voglio battaglie che non mi appartengono, o guerre che non sono mie, che tanto con alcuni non se ne esce vivi mai. Non stanno muti neanche dentro le fotografie, e li ho sentiti sotto la pelle, tipo lavagna sotto le unghie, e ho lasciato correre così distante che ho quasi paura di non sentire niente. Ma da te non scappo, con te combatto, e se cadiamo a pezzi diventiamo altro. Tu scrivimi lo stesso anche quando è inverno, inventerei agosto in un anno freddo. Tu scrivimi lo stesso anche quando è inverno, inventerei agosto in un anno freddo. Non cerco parole che alla fine mentono, credo appena appena alle mie, che tanto alcuni non ci pensano e non le pesano, mi svuotano il caricatore, addosso non mi prendono, non stanno muti neanche avessero solo bugie da dire, e li ho sentiti sotto la pelle, tipo lavagna sotto le unghie, e ho lasciato correre così distante che ho quasi paura di non sentire niente. Ma da te non scappo, con te combatto, e se cadiamo a pezzi diventiamo altro. Tu scrivimi lo stesso anche quando è inverno, inventerei agosto in un anno freddo. Tu scrivimi lo stesso anche quando è inverno, inventerei agosto in un anno freddo. E secondo te perché non combatto per nessuno ma solo per te? Lascio scivolare tutto ma cado per te. Non combatto per nessuno ma solo per te. E li ho sentiti sotto la pelle, tipo lavagna sotto le unghie, e ho lasciato correre così distante che ho quasi paura di non sentire niente. Ma da te non
agosto in un anno freddo. Eterna con agosto, accomodati pure Eterna. E qui una battuta non la dovrei fare, ma proprio mi viene perché sembra fatta apposta, ma non è fatta apposta, spero, poi dopo ti chiederò il perché. Con il codice numero 3 e il brano A settembre, dopo agosto. Lo dovevo dire, mi sentivo male. Hai fatto Adele! la scaletta. Scaletta perfetta, scaletta perfetta. Io canto per... Senti il sole cadere dal cielo e il buio sussurra qualcosa col vento. Respiri piano e ti pervade il petto, aria pesante che sembra cemento. È nella gola un nodo di lenzuola, insieme a parole come note sorde. Non dice sto male ma non sa che riflette il cuore dentro l'iride, mentre io vorrei amare piano con un filo di voce, sussurrartelo all'orecchio come cuffie al mattino, leggerti come un libro, berti come se stessi in un bicchiere di vino. Non ci pensi mai che mi confondi il mare, che sei una hit in radio, in autostrada, o una canzone in auto poi serata, che poi settembre te ritorni a stare male, spingi l'interruttore, vieni a dondolare su fili sospesi e gli occhi verso il mare, verso il mare. Lunedì mangio un gelato al mirtillo che sa di Napoli e di San Pietrini, e con il sale negli occhi mi guardo dentro e non capisco perché ho il cuore spento. Ma tu sai amare piano con un filo di voce e poi leggermi come se fossi un libro non scritto, un quadro senza dipinto. Tu ci disegni sopra tulipani rossi. Non ci pensi mai che mi confondi il mare, che sei una hit in radio, in autostrada, o una canzone in auto poi serata, che poi settembre te ritorni a stare male, spingi l'interruttore, vieni a dondolare su fili sospesi, gli occhi verso il mare, verso il mare. Mi confondi il mare, e poi settembre te ritorni a stare male, spengi gli interruttori, vieni a dondolare su fili sospesi e gli occhi verso il mare, verso il mare. A settembre Adele, codice 03. Grazie Adele, ti puoi accomodare. Adesso tu penserai che ci sia un ottobre, lo più No, di te. ottobre, aspettiamo. Lo sai, però siamo ad ottobre e soprattutto siamo in diretta. Certo. E questo va ricordato sempre, ogni secondo. Basta così. dire l'ora, guarda. Basta dire, dici l'ora perché 15 non ho... e 15. 15 e 15, quindi in direttissima. Circa. Vabbè, secondo me dipende uno se sta a Bolzano o a Pachino. Sì. Adesso invece questo titolo mi ha mandato un po' in confusione, poi dopo vi spiego il perché. Il titolo è Ctrl C, Ctrl V, lui è Metrica e il codice è 04. Ctrl C, Ctrl V, Metrica. Io canto per... No
siamo scomodi insomma, paura di perdere forma. La notte restiamo a pensare, paure, le crisi, poi l'ansia e l'insonnia. Tu porta l'amnesia, ehi, dopo chi se ne frega. Se non posso affrontare il problema ci fumerò sopra, non so più qual era. So solo che è una brutta cera, luce orange, il lampione colora la mia criniera, quindi divora come una iena. La tua speranza è di avere un posto sulla scena, povera scema. La mano che trema sulla pelle liscia che non sembra vera, tipo coperta di crema. Riparo l'anima come ci fosse pioggia, trattengo la metà di te se non ti ho qui. Scolo un'altra bottiglia se è l'ultima goccia, mi basterà soltanto fare CTRL C, CTRL V, CTRL C. Mi basterà soltanto fare CTRL C. Scolo un'altra bottiglia se è l'ultima goccia, mi basterà soltanto fare copia e incolla. Chiamata anonime, messaggi codice, sembrava facile, siamo alle solite. Chiamata anonime, messaggi codice, sembrava facile, siamo alle solite. Sentirsi giovani non giustifica l'essere stupidi. Vivo i miei incubi tra sogni lucidi, dove voi siete più furbidi. Catturami nello scatto di una coda, vecchio stampo con un bacio dato vicino il labbro e lo sfondo del tuo smartphone. Forse è proprio vero che annego, ma non vedi i dettagli. Componi i miei pezzi di cuore di Lego, ma sbagli colore se li prendi gialli. Colpevole, il mio sguardo è mutevole a tratti, per questo continui a chiamarmi, perché dagli opposti noi si siamo attratti, matti. Riparo l'anima come ci fosse pioggia, trattengo la metà di te se non ti ho qui. Scolo un'altra bottiglia se è l'ultima goccia, mi basterà soltanto fare CTRL C, CTRL V, CTRL C. Mi basterà soltanto fare CTRL C. Scolo un'altra bottiglia se è l'ultima goccia, mi basterà soltanto fare copia e incolla. Copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla. Chiamata anonime, messaggi codice, sembrava facile, siamo alle solite. Chiamata anonime, messaggi codice, sembrava facile, siamo alle solite. CTRL C, CTRL V, accomodati metrica. Il codice 04, adesso da questo momento in poi può partire il televoto al 342 62 75 717 e facciamo un attimo, facciamo vedere i codici ai ragazzi. Allora con il codice 01 DEP, eccolo qui, con il codice 02 Eterna, arriva anche sullo schermo, eccola, con il codice 03 Adele e con il codice 04 Metrica. Al via il televoto. Gianni, io ti devo fare i complimentissimi anche questa settimana. A loro i complimenti. No, prima li faccio a te, perché è vero che tu insomma hai gestito tanti cantanti importantissimi, però diciamo che negli ultimi anni ti sei dedicato più a lungo il Tevere Roma, insomma quel salotto meraviglioso in cui io non mi hai fatto fare più vacanza da 3 anni perché sono lì, però quindi sei, diciamo, sotto questo aspetto eri quasi un po' arrugginito. Meraviglioso, grazie a te. Arrugginito sì, perché c'è stato un periodo che ancora in qualche modo pervade nella musica leggera in particolare, dove si tendeva a strabiliare, no? A fare notizia con testi, con parole boom, diciamo, no? In cui il pubblico si identificava e diventavano dei luoghi comuni tanto per fare battute o altro. Io vengo da una generazione che è quella dei cantautori o della musica cosiddetta anche un po' colta, visto che poi oggi De André o Guccini si studiano in scuola e quindi era difficile per me convivere con questo modo di fare musica. Oggi, grazie proprio a loro, ai giovani di questi ultimi che mi si stanno in qualche modo palesando e che mi arrivano, una bella sorpresa, è ritornata perché loro invece di meravigliare emozionano. Esatto. Perché quello che rimane è nella storia poi non è chi meraviglia, perché meravigliare è temporaneo, emozionare è eterno. Adesso ho citato
Un artista. Che Devo poi dopo dire- ci deve spiegare no, perché io devo dire che loro 4 in qualche modo, ognuno a modo suo, ma mi ha un po' stupito. Devo dire che sono andata un po' in confusione con CTRL-C, CTRL-V, che gli ho proprio scritto scusa ma CTRL, perché non Sì, capivo vabbè, ma- lì per lì che cosa fosse. Mi sono sentita felicemente boomer. Sai cosa significa boomer? No. Ah, chi glielo spiega cosa significa boomer? Adele? Dai, spiegaglielo tu. Adele arriva da Narni. Narni, bellissima una città Narni, che mi la sta molto conosco, al è cuore bella, perché insomma c'ho beh. una nipotina cara San che abita lì. Gemini, Narni, quei posti Sono posti tutti belli. stupendi, quindi perché si dice boomer? Una persona che è forte, che ha la mano, No, che... diciamo la verità. Dai, dillo Diciamo tu. che sono quelle persone che non si adeguano, adattano a, diciamo, le tendenze del parlato di ora o comunque Sono un po' Esatto. vecchietti. le diciamo, cose come giovani me e del te. momento. Diversamente giovani. Giovani. Vecchietto non esiste. nel Allora, nostro noi diciamo vocabolario. nella prima parte andiamo poco nel profondo perché lasciamo le persone libere di scegliere e di votarvi indipendentemente dalla vostra personalità, però la domanda classica io canto per gliela facciamo adesso, in modo da dare anche a casa un'idea. Partiamo da Depp, così siamo, come dire, insomma, partiamo per come abbiamo iniziato la trasmissione. Depp che sta per Matteo De Paola. Sì, Depp sì. che non è Johnny Depp. Perché Depp non è, canti? Depp non Io è canto per- innanzitutto Depp non è per Johnny Depp, No, ma beh, nasce diciamo De Paola. dal mio soprannome che mi hanno sempre dato i miei amici fin dall'adolescenza. scuole, Quindi dato che nelle mie canzoni cerco di essere più vero possibile in quello che comunque voglio esprimere, ho detto perché devo inventarmi un nome d'arte quando Me l'hanno già dato. già ce l'ho, che è Depp. Mi sembra E giusto. mi piace il fatto, mi piace pensare che in inglese se aggiungi una E, deep diventa in profondità. Ah, vedi? E mi piace andare in profondità più boomer, nelle vedi, cose, nella vedi. vita, in tutto. Lui Quindi sempre più boomer. In questo. sì, se può consolare anch'io sono un po' boomer, anche se Dai. ho 28 anni, ma un po' Beh, boomer lo sono anch'io. Perché quelli altrimenti 14-15 anni, tu sei Sì, già faccio vecchietto. fatica a aggiornarmi con i nuovi Io linguaggi. canto per... Per... Tu perché canti? Io canto, vabbè, innanzitutto per me, per esprimere ciò che ho dentro, Quindi per un'esigenza introspettiva, un'esigenza diciamo. introspettiva, sì, e per lasciare un segno, un'orma su in questa vita. Un Quindi segno. sì, un trovare Della tua il mio presenza. spazio. Sì. Ce ne fosse uno che dice canto per far soldi. No, assolutamente, conosco io invece, assolutamente me li no, presento, assolutamente no. Penso, Dopo, arriva dopo. penso che cantare per fare solo i soldi poi rimane, Ma lascia per un po' il carità. tempo che La trova. speranza però magari di farcela c'è. Ovviamente vorrei farne un ovviamente, dai. lavoro, vorrei farne la mia Certo. vita, Esatto. vorrei vivere di musica. Passiamo il microfono ad Eterna Grazie. perché questo primo spazio abbiamo poco Veloci, tempo appunto a veloci, disposizione. Io accelerate canto il per... mondo. io canto per esprimere ciò che altrimenti non direi. Detta proprio in modo molto sintetico. Quindi un diario aperto. Sì, esatto, un diario a cantato. voce alta. Sì, beh, sì. Si bello. racconta? Si racconta. Lei si racconta. Quindi tu scrivi solo cose in cui ti racconti. Sì, scrivo ciò che mi passa per la mente, per la testa o più semplicemente ciò che non riesco ad esprimere. Invece Adele io canto per... Io canto per emozionare gli altri, ma in primis me stessa. Quindi mi piace emozionarmi e poi far emozionare anche Quindi chi un mi dare- ascolta. dare per Trasmettere ricevere. emozioni. Sì, mi sembra giusto. Trasmettere e Bello. ricevere. Questo anche è bello. E invece metrica. Intanto perché ti chiami metrica? Perché quando ho iniziato 15 anni fa a fare musica, a cantare, a scrivere i primi pezzi, c'erano tutti nomi particolari, tutti nomi strani. E io ho detto, ma cavolo, la metrica è la base di tutto, della scrittura, nel Certo. testo, nella musica. Ho detto, perché non scegliere, non chiamarmi metrica? Tu ti chiami poi Luca Fatti Innanzi, che Sì, già sì, Fatti quindi, Innanzi c'è una esatto, metrica una metrica particolare. quindi È adesso sonoro. il nome, cioè cognome non lo sa nessuno, cioè pensano che metrica sia il mio cognome. Poi di CTRL-C, CTRL-V ti chiedo dopo, perché Sì. volevo intanto ricordare a casa come funziona anche questa vetrina che è soprattutto un concorso. Quanto abbiamo? Ce l'ho il tempo per... Non vi vedo da lì, 2 2 minuti? minuti e 2, 20, allora ce la vai. facciamo. Puoi. Allora da 80 no, non vedo, c'ho le luci.
No, te lo dico io, Purtroppo. 2 minuti e 20. Ok, perfetto. Corti, vai corta. Vai, allora, da 80 cantanti nella prima fase, poi diventeranno 40, poi da 40 ne diventeranno 20, da 20 12, da 12 6 e da 6 ci saranno le ultime 2 puntate in cui poi ci sarà il vincitore che avrà come premio sia una produzione di un brano, anche video e una serie di appuntamenti promozionali, sia qui a Cusano TV e anche in altre emittenti, e soprattutto lungo il Tevere Roma abbiamo pensato varie iniziative che mano a mano andremo a spiegare. Poi diciamo che oggi di quei ragazzi che si sono esibiti ne rimarranno 2, ma lo diremo nel prossimo blocco, quello più tardi. Ci vediamo tra un pochissimo.